Bentrovati, ci vogliono ali per guardare e occhi per volare. Davvero? Sì, proprio così. E ce lo spiegherà tra pochissimo la nostra ospite, che è la dottoressa Caterina Tripi dell'associazione Le Ali di Ele. Don Bugolo, ben trovato anche a te. Perché questo titolo di questa trasmissione? Forse è meglio che lo spiega la nostra ospite, Caterina. Grazie dell'invito e sì, vi spiego questo grande titolo che ho scelto per questo incontro. Occhi per volare, ali per guardare. È un titolo che ha in sé un'apparente contraddizione, ma in realtà cela una forte logica, una forte coerenza con quella che è stata la mia vita e la mia storia. Posso dire chi sono? Sono un avvocato da 30 anni, ho una bella età, 56 anni, e sono mamma di due belle ragazze, Mariele e Giuliana. Giuliana di 20 anni, Mariele di 17 anni. Con loro ho conosciuto due mondi diversi che mi hanno sconvolto e stravolto la vita. La mia secondagenita è una ragazza con autismo di grado severo. Quando abbiamo saputo che Mariele era una bambina autistica, per noi è stato uno tsunami, ha stravolto la nostra esistenza. Conoscevamo poco e poco sapevamo. È stato messo a soqquadro tutto quello che avevamo creato, casa, famiglia, e lo abbiamo fatto per lei. Ci siamo messi al suo servizio. Abbiamo cercato di fare di tutto, dalle terapie tradizionali a quelle sperimentali, viaggi vicini, lontani, proprio per darle tutto e per cercare di capire cosa fare. All'inizio non si accetta questa realtà. Non si accetta, perché guardiamo la perfezione. Io avevo molta rabbia, molto dolore, ma non perché non accettavo quella che viene chiamata la sindrome dell'autismo, ma perché vedevo in Mariele la perfezione, una bambina perfetta, eppure talmente diversa dagli altri. Quindi cosa poter fare? La prima cosa che abbiamo cercato di fare era una cura, ma in realtà ad una sindrome non c'è cura. L'accettazione, poi ci siamo arrivati dopo. Prima era rabbia, impotenza, incapacità, perché con un autismo di grado severo la situazione è molto particolare. E un po' ci siamo rimasti, abbiamo perso tutto fino a quando non ho incontrato un paio d'ali. Ero in una bottega d'arte, dovevo comprare un piccolo pastorello da regalare ad uno dei professori che seguiva Mariele. Entrai affaticata e senza tempo, perché noi diventiamo famiglia senza tempo, tra terapie, tra scuola, tra insegnanti, tra colloqui, approfondimenti, siamo sempre senza tempo. Entrai in questa bottega e comprai questo pastorello, stavo per uscire e alzai gli occhi. Guardai, c'era una piccola statuetta raffigurante San Michele Arcangelo. Guardai le ali di quella statuetta, in pietra lavica erano nere, ma io li vidi brillare e quasi muoversi. Rimasi quasi folgorata da quella cosa. Se ne accorse mio marito che era con me e il bottegaio mi disse: signore, lo compri, è l'ultimo che abbiamo. Ma io non sapevo se comprarlo, perché stavo vedendo qualcosa di altro in realtà. Mio marito comprò quella statuetta, l'abbiamo portata a casa. Continuai a guardarla e da lì ho capito la strada. Io non ho avuto una visione mistica, ma ho trovato la strada. Ho capito che ci volevano occhi, ma soprattutto ali per guardare la diversità di mia figlia e di quanti erano come mia figlia. Fin quando mi fermavo all'apparenza, al visibile, vedevo soltanto una vita diversa. Ho messo le ali agli occhi, sai come mi piace dare sempre un'immagine di quello che dico. Abbiamo fatto un carnevale proprio pochi giorni fa e hanno messo le ali alle foto, usano i droni ora, no? E quindi tutto si vede dall'alto. E io ho pensato così, dovevo mettere le ali per guardare oltre l'apparenza, oltre il visibile, oltre i limiti di mia figlia. E così ho messo le ali ai miei occhi, perché se restavo a terra avrei visto soltanto il non saper parlare, il non saper muoversi, il non essere come gli altri. Ho messo le ali ai miei occhi. Ho guardato con occhi illuminati, dico io, e lì ho visto le capacità di mio figlio. Ho incominciato a capire come parlava, come comunicava. Ho incominciato a vedere che i suoi tempi erano più lunghi,
che lei amava ballare, che lei ama cantare. Non parla, ma riesce ad emettere suoni, e il suono è ritmo, è musica, è il suo modo di esprimersi. Da lì nasce per me un grande sogno, che poi mi porta ad Ali di Ele. È il sogno di volare e di spiccare il volo, sia noi genitori che anche i nostri ragazzi. Vogliamo un futuro anche per loro, un futuro che non sia da parte, sempre da parte, il banco a scuola da parte, l'ingresso al supermercato a parte, il cinema a parte. Tutto questo a parte mi sembrava così strano da donare a mia figlia, e abbiamo incominciato ad includerci, anzi vado oltre. Prima si teneva e si diceva integrazione, poi si è parlato all'inclusione. Oggi, grazie a Suor Veronica Donatello, a Don Aristide, responsabile dell'ufficio pastorale della disabilità, ho imparato a dire appartenenza. Io non devo includere a scuola Mariele. Mariele appartiene alla sua classe, Mariele appartiene al suo gruppo scout. Ecco, questa appartenenza mi fa sentire in una grande chiesa, Padre Bucolo, in una grande famiglia, in una grande comunità. Non devo includere mia figlia o quanti si trovano come mia figlia. Loro appartengono alla nostra società, alla nostra realtà. Ovviamente dobbiamo imparare a saperli accettare, a rispettarne la diversità e a prestare tutte quelle attenzioni e cure necessarie affinché la nostra coesistenza sia normale. Io non voglio più normalizzare il diverso, che sia mia figlia, che sia un altro bambino o un ragazzo. Io voglio accettarlo così com'è e voglio che questo venga fatto da tutti. Ecco perché con l'associazione Le Ali di Ele vogliamo fare un servizio di informazione, di formazione, di conoscenza a tutti, affinché tutti possano conoscere e sapere come affrontare la diversità. Ci sono diversi passaggi nel suo racconto che fanno riflettere. Innanzitutto una semplice statuetta di San Michele Arcangelo, in un momento qualunque della sua vita, in un momento in cui era in tutt'altro faccende affaccendata, se volessimo usare questa espressione, lei non stava pensando minimamente né a Dio né a San Michele, no. Era probabilmente avviluppata nel suo dolore, nel vedere le condizioni di sua figlia e chiaramente la fatica che immagino tuttora ci sia nel condividere la famiglia, la casa con una ragazza di 17 anni autistica. Però quella statuetta, quelle ali le hanno dato un messaggio. Sì, era la è il modo di Dio che si è fatto presente nella sua vita, secondo lei? Sì, certamente, è la guida, è stata la luce guida. Io ero una persona di fede, ho sempre creduto, ma ad un certo momento la mia fede, devo di essere onesta, ha vacillato molto. Non dico che è venuta meno, però superavano i perché. Perché? Non perché a me, ma perché tutto questo? Come devo fare? Io non sono una persona con competenze specifiche nel settore, come avrei potuto affrontare un simile compito? E andavo in chiesa e dicevo perché. Un giorno incontrai in un santuario un uomo non conoscevo, era Fra Biagio Conti. Lui mi disse: Mariele, era molto piccola, aveva circa 2 anni, Mariele farà cose meravigliose. In quell'istante ho avuto un'idea egoistica di questo, devo essere sincera. Ho pensato, bene, mia figlia parlerà, socializzerà come gli altri, crescerà come gli altri, bene. Col tempo quelle parole mi sono sempre rimaste impresse. Col tempo ho capito che non avevo ancora le ali per guardare bene e sentire. Poi oggi capisco che Mariele aveva una grande missione, ha aperto le strade di molte, la prima fra tutte, quella della sua mamma e del suo papà. Don Bucolo, anche qui abbiamo, come dire, un'esperienza, ce la sta raccontando Caterina Tripi, che è la nostra ospite di oggi, come c'è un dettaglio, qualcosa che all'apparenza è insignificante per tante altre persone, ma che in quel momento colpisce la donna, l'uomo che sta vivendo un dramma. Esatto. La Caterina, il grande dramma di una figlia autistica. Esatto. Era chiusa nella realtà. È un segno, possiamo definirlo un sì, segno? Esatto,
Mi piace molto focalizzare quel perché, che tantissime volte, ma credo anche oggi, Caterina si pone perché. Solo io da questa storia, dalla sua storia, ma anche dalla storia di altre, capisco che c'è un perché come causa, cioè le origini di quanto io sto vivendo, dinanzi alla quale io penso né Caterina né nessun altro avremo risposta. Solo a questo perché mi piace aggiungere un altro perché, cioè perché a quale fine, a quale missione tu, Signore, mi stai conducendo? E questo è l'altro perché che in questo momento Caterina sta sperimentando. Cioè sta sperimentando che il Signore l'ha portata a questo guardare oltre. È vero che c'è un dramma, attenzione, è vero che c'è una prova non indifferente, ma anche è vero che da questa prova di fatto è nata una cosa straordinaria di cui non sappiamo, secondo me, ma neppure lei e tutta l'associazione non sa dove ancora sta conducendo. Una cosa è sicuro, stanno sperimentando una creatività, perché poi penso anche, ed è bellissima l'osservazione, noi non dobbiamo integrare nessuno, forse la cosa più opportuna siamo noi a doverci integrare a loro, no? Perché siamo noi in difetto rispetto alle persone che vivono questa situazione. Quindi il termine di appartenenza, perché tutti apparteniamo a tutti. Chiaramente, e questa è la cosa straordinaria, Dio si è servito di quelle ali, di quella statuetta di San Michele Arcangelo, messa lì, così, senza alcun motivo, a dover poi fare nel cuore di Caterina qualcosa di grande. Per questo le ali per guardare, occhi per volare, che sono, per chi non lo conoscesse, una parola della canzone dei Pooh, ci mostrano la forza di un sogno che sembra un sogno che sfida la realtà, perché tante volte noi pensiamo che ciò che il nostro cuore desidera, i nostri sogni, in realtà poi non si realizzano. Ecco, lei sperimenta che non posso non sognare, non posso non sognare per mia figlia, non posso non sognare per le persone accanto qualcosa di grande. Quindi in fondo è una canzone che afferma la forza dell'amore e la forza della vita, che è possibile se insieme ad altri si vive questo. Perché si può andare oltre. Ci fermiamo per qualche istante, continueremo ad ascoltare la storia di Caterina. A tra pochissimo. Ali per guardare, occhi per volare. Stiamo ascoltando la storia di Caterina Tripi. Tutto è iniziato per lei e con lei da una semplice statuetta di San Michele Arcangelo. Ha visto le ali di questa statuetta e ha intuito che c'era qualcosa che andava al di là dell'autismo di sua figlia, che c'era qualcosa di più grande che poteva fare, non solo pensare a come risolvere i problemi inerenti ovviamente alla realtà familiare della figlia, ma che c'era qualcosa che poteva fare non solo per la figlia ma anche per gli altri. Da lì nasce Le ali di Ele, dal nome anche di sua figlia, no? Mariele. Sì, certo. Eh sì, è un po' il nome che abbiamo scelto per la nostra associazione è un po' Ele, perché Mariele è stata la prima ad aprire questa importante associazione, ma anche perché San Michele Arcangelo, le sue ali sono state determinanti. Quindi abbiamo un po' messo insieme queste due cose e ne abbiamo fatto quello che è il nostro standardo. Noi abbiamo siamo conosciuti proprio perché dedichiamo tutto a questa immagine, a questa grande realtà divina che è stata la nostra luce guida. Lo è tutt'oggi. E che cosa facciamo? Non facciamo niente di particolare se non portare la normalità nelle case di tutti, perché sapete, quando abbiamo saputo questo ci ha sconvolto, però a casa mia c'è una forte normalità, viviamo come tutte le altre famiglie, con le difficoltà ovviamente del caso, ma non c'è differenza tra Mariele e Giuliana, non c'è differenza nel rimprovero, nel mangiare, tutto è normale, ma questa normalità la perdevamo nel momento in cui andavamo oltre la nostra porta di casa. Con Ali di Ele abbiamo voluto normalizzare i contesti, non il disabile o il diverso, perché non vogliamo normalizzare
una persona con autismo o un disabile, una persona con disabilità, che a me è un termine più adatto. Vogliamo semplicemente normalizzare il contesto, cioè rispettare l'altro con le sue capacità, andando oltre l'apparenza che a volte un po' sconvolge, ma poterlo capire, rispettare l'altro. Ecco, noi promulghiamo questo, il rispetto dell'altro, bianco, rosso, giallo, disabile, con autismo, senza. L'altro, devo amare l'altro così com'è, con le sue capacità. E da lì nasce la missione di AliDL, il supporto alle famiglie, nel non scoraggiarsi, nel non vedere solo la diversità del figlio o della figlia, ma nel vederne le capacità, nel non nascondere la diversità, perché a volte si nasconde e lì facciamo certamente danno, perché ovviamente se nascondiamo chi può essere aiutato non abbiamo fatto nulla. Ed ecco che le AliDL si pone questa missione, un supporto alle famiglie, informazione, formazione, conoscenza, e portare i nostri ragazzi e i nostri bambini nel mondo, ovunque. Andiamo in pizzeria, andiamo al cinema, andiamo insieme, abbiamo fatto anche un carnevale per le strade, quindi abbiamo ovviamente adottato tutte le opportune cautele affinché la coesistenza di persone con disabilità e quindi con fragilità e persone normotipo non sia di nocumento a nessuno, ma anche di ricchezza. E qui stiamo vedendo infatti delle immagini di alcune vostre attività. Sì, bellissimo, facciamo anche gli spettacoli, facciamo i musical, laddove non emerge la patologia o la sindrome. Noi non siamo per un teatro patologico o per la disabilità, noi siamo per lo spettacolo delle capacità di ognuno, quelle capacità che Dio ha dato ad ognuno. In tutto questo la fede in cosa vi aiuta? La fede è determinante, ti dà la possibilità di avere ali, di avere occhi per guardare oltre, di non fermarti all'apparenza, di vedere quel prossimo che deve amare come te stesso e quindi di vederlo. La fede è stato un elemento non solo determinante, ma stimolante, ci ha portato oltre, abbiamo osato fare oltre, e se non avessimo avuto una guida luminosa, dico io, non ci saremmo mai arrivati. Don Bucolo, siamo tutti fratelli, quindi Caterina ci sta dicendo noi non dobbiamo includere, perché Esatto. gli autistici, ma tutte le persone che hanno una disabilità, fanno parte della nostra società, quindi non c'è anche questo termine che spesso viene utilizzato, ci dice Caterina, in maniera impropria. Ma questo chiaramente è fortemente cristiano, perché il messaggio cristiano ci afferma questa fraternità universale a prescindere dalla propria specificità, dalla propria identità. Ed è anche bellissimo questo guardare oltre. Mentre ascoltavo Caterina, io pensavo a Gesù in croce, e con noi giustamente siamo abituati a vedere dal basso Gesù che si trova in croce, no? Quindi abbiamo questa prospettiva, abbiamo questa visione. Mentre ascoltavo questa testimonianza mi domandavo, ma Gesù dalla croce ha una prospettiva, un modo di vedere diverso, che guarda dalla croce e guarda noi. E come ci guarda? Che cosa vede? E lì la tenerezza straordinaria d'amore. Io credo che occhi, ali per guardare, in fondo è sposare questa prospettiva di Cristo, che dall'alto, perché di fatto si trova dall'alto, non ha delle ali, ok, ha quelle braccia però allargate come se fossero delle ali, inchiodate su quella croce per amore, però che guarda in giù, che è uno sguardo di amore, perché alla fine non dimentichiamo, lui si trova lì, perché il suo amore per ciascuno di noi è così grande, così totale, che vale la pena morire sulla croce. E io penso che anche le AliDL, se non ci fosse questa linfa vitale cristiana che fa vedere oltre, per quanto una mamma, un papà, delle famiglie cercano di fare del proprio meglio, credo che non ce la farebbero. E poi c'è anche un'altra dimensione, non dimentichiamola, la dimensione dell'eternità. Cioè, oggi viviamo queste difficoltà, viviamo queste croci, viviamo queste disabilità, ma non dimentichiamolo mai, per noi hanno una scadenza. Non sono eterne, sì, sono nell'oggi, ma ci preparano
a un'eternità in cui sicuramente non solo San Michele Arcangelo, ma tutti nell'eternità avremmo quelle ali che mai e poi mai potremmo sognare su questa terra, per cui certamente la linfa vitale cristiana è ciò che dà anima, che dà gioia e che dà anche profezia a questa associazione. Caterina ci sta raccontando come c'è stata una prima fase in cui la situazione della figlia autistica, guardando solo la ragazza, era una vita chiusa, triste, di rabbia. Nel momento in cui Caterina, da quel dramma, ha deciso di andare oltre, la sua vita è diventata più luminosa, lo vediamo dal suo sguardo, è una mamma contenta. Immaginiamo che ci sono, come in tutte le famiglie, le difficoltà del quotidiano, eccetera. Però quando si riesce ad andare oltre, quando si riesce a spalancare il cuore, la vita cambia, anche se la realtà, diciamo, la ragazza non è guarita. Caterina ha dovuto fare i conti anche con questa diagnosi. Ecco, però una domanda che sono certa che tutti i genitori si fanno. Caterina sta aiutando tante famiglie che hanno delle difficoltà, eccetera, ma voi genitori, so che avete un cruccio. Quando non ci sarete più voi, cosa ne sarà di questi ragazzi? All'inizio a questa domanda rispondevo sempre dicendo: io sarò come tante altre mamme e papà con un piede fuori dalla bara. Dicevo sempre questo: io rimarrò ancorata a questa terra. Questa visione è andata via, proprio per questa rivoluzione culturale che le Ali di Ele e molte altre associazioni, molte altre realtà ecclesiastiche e anche laiche stanno facendo, ci danno la speranza di quel sogno di cui tutti parlavamo. Io potrò lasciare questa terra serena come tutti gli altri quando gli altri saranno in grado di poter affrontare la difficoltà di mia figlia. Quindi se gli altri conoscono e possono anche semplicemente guardare, sorridere per mia figlia, avvicinarla, darle uno spazio di serenità, anche con le sue difficoltà che non posso non dire che non esistono, anzi esistono e come. Però se ho la certezza che c'è gente capace di poter affrontare serenamente la disabilità di mia figlia, io oggi posso dirti con gioia e serenità che anch'io posso allontanarmi senza quel piede fuori, l'ho già messo dentro, perché Dio illuminerà la mia strada, ma la strada di tanti, nell'accogliere chi è più fragile, anche con un semplice saluto, con uno sguardo non mancato, perché a volte, sai, quando ci incontravano abbassavano gli occhi. Era una ferita atroce, perché ero consapevole il non voler osservare, disturbare, essere invasiva, anche una forma un po' di rispetto, ma per me era una pugnalata al cuore, mi faceva sentire la diversità di mia figlia. Oggi quando cammino con Mariele incontro solo sorrisi e saluti, e allora questo mi fa pensare che posso spiccare il volo perché mia figlia ha compagni che la possono sostenere anche senza la mamma presente sempre, in una forma viva. E questo è una lezione, perché io penso quanto Caterina sta condividendo è qualcosa che tutti i genitori dovrebbero ascoltare, no? Perché in questo caso c'è una situazione particolare, ma quante volte un genitore vuole quasi essere onnipresente nella situazione della figlia o del figlio, qualunque situazione. Qui c'è un qualcosa che percepiamo come mio figlio, mia figlia è nelle mani di una realtà più grande, di una comunità. Tramite questa associazione si crea questa rivoluzione culturale, ecco, una vera e propria rivoluzione culturale in cui non c'è mio figlio, non c'è mia figlia, non c'è un mio problema, ma tutti apparteniamo a tutti. Per questo, come c'è la famiglia, c'è la grande famiglia, che alla fine Cristo cosa ha fatto se non creare la grande famiglia che è la Chiesa? Ecco, in fondo la Chiesa è la fraternità di fratelli e sorelle in cui tutti ci prendiamo cura di tutti. L'associazione di Ele diventa una testimonianza concreta, perché non basta giustamente dire siamo tutti fratelli e sorelle, è concretamente, è nella vita, nella realtà. Quindi questa diventa
diventa straordinario. E poi un'ultima cosa che mi piace sottolineare: il protagonista, il fondatore di questa associazione è proprio Mariele. Se non ci fosse stata lei, non ci sarebbe l'associazione. Sì, ok, si è creato, ma lei, la fondatrice, e tante volte lo dico perché l'ho sentito, ho avuto modo, la possibilità di essere presente in degli eventi straordinari, eventi in cui tante volte anch'io mi sono chiesto: ma come hanno fatto? Come sono riusciti a far sì che quei ragazzi o quella comunità di ragazzi riuscisse a uscire quella creatività? Una cosa pazzesca, una cosa straordinaria. Questa è una trasmissione in cui si parla di fede, di Dio. Posso dire e pensare che Dio utilizza queste famiglie che riescono ad aprire il loro cuore a Lui per fare dei progetti anche per altri che non hanno questa stessa fede, che stanno vivendo lo stesso dramma? Allora, la riflessione è importante e potrebbe diventare anche ambigua. Io da uomo di fede posso dire sì, ma è giusto che questo lo comprenda la persona stessa. Perché se una mamma come Caterina mi viene con questo problema e io le dico alla mamma: sì, però sai, Dio tramite tua figlia, non so se il messaggio arriverà. Se invece io sono accanto a lei, vivo con la mamma questa vicinanza, cerco di capire, poi quando un giorno la mamma capirà: ma forse il Signore mi sta chiamando una cosa grande, e allora sì, ma viene dalla persona che si trova dentro quella situazione. Io non devo dare risposte, io devo stare accanto, ascoltare, suscitare le vere domande in modo tale che la persona stessa possa avere la sua risposta, che è poi la risposta di Dio. Grazie Don Bucolo. Caterina, in conclusione vogliamo dire qualcos'altro? Se no... L'unica cosa che posso dire è aprite gli occhi. Ecco, non cediamo niente, perché alcune volte è difficile anche accettarlo e ammetterlo. Apriamo gli occhi, guardiamo con le ali e magari possiamo riuscire a superare non il problema, che rimarrà ovviamente. La sindrome dell'autismo non è una sindrome che scompare, ma la possiamo vivere. E io è un invito alla vita, qualunque forma essa abbia. La vita va vissuta con le capacità di ognuno. Questo è il mio grande messaggio. Grazie Caterina Tripi, grazie Don Bucolo, grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.